Sono 127 i richiedenti asilo che hanno trovato ospitalità all'ex caserma Serena di Dosson sui 200 complessivi di cui la prefettura di Treviso ha disposto nella giornata di oggi la redistribuzione nelle strutture della provincia dopo la conclusione dell'esperienza dell'accoglienza diffusa da parte di Caritas e cooperative sociali, determinate a non stare alle condizioni imposte dal decreto sicurezza che taglia i fondi, a loro dire, di un sistema di integrazione umano e mirato a dare ai migranti non solo un letto, ma una prospettiva per il futuro che li avrebbe strappati dalla strada. Si creeranno molte persone che si troveranno in breve tempo sulla strada e questo con il rischio di cadere nella marginalità e anche nel pericolo della criminalità, per cui più che sicurezza direi che va ad alimentare un po' un senso di insicurezza. Noi attualmente avevamo 20 migranti, quindi il 50%, 10% vanno nelle caserme. All'ex Serena il via vai non passa inosservato tra chi sta qui da mesi, addirittura da anni. Tanti ragazzi viene dentro qua. Io vado a scuola, sto cercando lavoro anche. Io vengo da Costa d'Avorio. L'Italia è bellissima. Anche la lingua italiana, mi piacerebbe la lingua italiana. Altri migranti sono stati inviati all'ex caserma Zanusso di Oderzo, anch'essa gestita dalla società Nova Facility. Ma c'è anche chi tra gli stranieri ha detto no al trasferimento e ha deciso di uscire dalla rete dell'accoglienza andandosi a trovare un alloggio in affitto. Chi gioisce è il sindaco di Treviso, Mario Conte. Abbiamo chiuso 3 centri d'accoglienza nel territorio comunale. Credo che questa sia una grande soddisfazione, i numeri parlano chiaro e anche se temporaneamente dovremo accogliere qualche decina di richiedenti asilo in più all'interno della caserma Serena, in un'ottica di svuotamento non è sicuramente un problema.